Sono rimasta molto meravigliata perché c'è stato un periodo che non ci credevo più. Venerdì mattina ho acceso il cellulare, mi sono accorta che c'era stato un versamento e questo mi ha molto rallegrata. La prima telefonata alla signora Mirka l'ha fatta l'associazione Zerino da Onara, che in questi anni l'ha seguita nella sua lunga battaglia per vedersi risarcire i risparmi bruciati nel crack delle popolari venete. La seconda telefonata alle amiche per invitarle a brindare a questo primo successo. Mirka Cecchin, pimpante signora di Galliera Veneta, ex operatrice sanitaria, ha lavorato per anni in ospedale a Bassano, è la prima risparmiatrice a ricevere un primo anticipo dell'indennizzo del FIR. Mirka mostra felice il bonifico. Si tratta della prima tranche di rimborsi pagati dalla Commissione Tecnica del Ministero dell'Economia dopo il via libera dei ristori con la formula del 40% sul 30% del rimborso totale stabilito dal FIR. La sua storia è quella di centinaia e centinaia di risparmiatori truffati, convinti a diventare azionisti della Popolare di Vicenza, investendo i risparmi di una vita. Io sono stata invitata, sollecitata dalla gente della mia banca che avevo una stima immensa e mi vergognavo immensamente io essere socia, cioè essere azionista, ma io azionista. E quando lui mi invitava a Vicenza alle assemblee non sono mai andata perché mi vergognavo essere azionista. Cioè io sono non sono una che possiede chissà che cosa. La delusione per Mirka e il suo papà era stata grande, anche perché si fidavano della gente della banca di Galliera che all'epoca propose l'investimento. Travedeva, proprio era ciecamente convinto di essere nelle mani migliori, anch'io, ovviamente anch'io. Ed è stato un grosso colpo che mai avrei immaginato, insomma. Ora però un primo risarcimento è arrivato e Mirka, che si ritiene fortunata rispetto a tanti consumatori che hanno perso tutto, ha deciso di dividere quei soldi tra i nipoti.